Buongiorno a tutti, sono appena uscita, sono le 7 del mattino del 7 maggio 2023. Alle mie spalle un bellissimo edificio, due portali in legno giganteschi, dei fiori, tanti bellissimi fiori e una ruota di un vecchio carro. Dove mi troverò? Siete curiosi di saperlo? Allora, aio, beni com'è? Che di conto? Nel murale che c'è adesso alle mie spalle è riportato il nome del paese, Orgosolo appunto. Alle mie spalle la scena di una famosa storia, una famosa vicenda di Orgosolo avvenuta nel 1969. L'ufficiale, rivolgendosi a una signora vestita in abito tradizionale, le chiede: "E quanti siete voi a Orgosolo?" "5.000 siamo." "Non ce la farete mai contro lo Stato", disse l'ufficiale. L'orgolesa, sorridendo, lo rassicurò: "Oh, non si preoccupi, ce la facciamo, ce la facciamo." Prattobello, appunto, 1969. Un paese legato alle sue tradizioni, alle sue idee, che ha cercato di mantenere negli anni. Sicuramente un paese autentico della Sardegna. Si trova nel centro, incastonato tra splendide montagne e qui, naturalmente, le genti di altri popoli hanno faticato ad arrivare. Ecco perché si è conservato così in maniera appunto autentica. Dirimpetto è possibile ammirare quest'angolino che è stato dedicato a Vittorio De Setta, il regista di un famoso film ambientato ad Orgosolo. Imboccando il bellissimo viale Selciatto, si incontra subito l'edificio che ospita il Museo del Gippetto. Il gippetto è un rapace, è un uccello praticamente quasi estinto qui in Sardegna, che è stato reintrodotto diverse volte, è stato criminalizzato ingiustamente perché è considerato Sabila de Sanzone, così chiamato in molti luoghi, cioè l'aquila degli agnelli, perché anticamente i pastori erano convinti che fosse un ladro, che fosse lui a rubare gli agnelli, ma in realtà non è così, perché lui fa parte del vertice della catena alimentare e ama nutrirsi, cibarsi del midollo degli animali, per cui lui prendeva le carcasse degli animali, le portava in alto, le fa cadere a terra e quando le ossa si frantumano mangia il midollo di cui è ghiotto. All'interno di questo museo è possibile ammirare tantissime specie animali. Dirimpetto al museo, appoggiati ad una gigantesca pietra, sono raffigurati due soldati e il nostro splendido tricolore. Inglobato all'interno della vetrata di un bar, guardate questo meraviglioso signore in costume, e dall'altra parte un'altra pittura con una bella scritta. Con una mano tengo il telefono e con l'altra per le riprese e con l'altra la macchina fotografica, perché vorrei catturare proprio tutto di questo paese. Via Angioi è una delle mie preferite perché oltre a questi murales incastonati in questa casa che racconta di un tempo lontanissimo che è passato con finestre che ormai non hanno più i vetri, addirittura neanche più alcuni pannelli degli scurini. Chi di rimpetto ha invece questa meravigliosa casa con balconate di granito e decorate con delle ringhiere di ferro battuto, super curata, e vicinissimo ad essa è raffigurato uno dei miei miti, uno dei miei eroi, Giuseppe Garibaldi, perché appunto via Angioy si incrocia con via Garibaldi. Per poter fotografare tutti questi murales probabilmente occorrono dei giorni, io cercherò di immortalarne il più possibile e soprattutto di raccontarvi tutto quel che potrò in questa mezz'oretta che ho al massimo un'ora a disposizione oggi, questa mattina. Sono in silenzio perché di alcuni murales non so
fornirvi la descrizione, mentre questo è un angolino che mi piace tantissimo. Quando c'è Cortes all'interno è possibile visitare questa casa. Ogni tanto mi devo interrompere perché passano le macchine, è molto frequentata, molto trafficata questa strada. Dicevo che all'interno di questa meravigliosa casetta, durante Cortes Aperta, se possibile visitarla perché c'è il Museo del Pane all'interno e su prenotazione anche durante l'anno, mentre proprio di rimpetto c'è un carinissimo punto di ristoro dove si possono degustare prodotti tipici orgolesi. Lo splendido murale rappresenta la saggezza antica, scene che io ho visto, se ho proprio vissuto ad Esterzili. La signora che fila mi ricorda zia Beatrice in una vecchia impressa, in una vecchia fotografia, ma anche zio zio Eugenio Lianas che filava, me la ricordo benissimo, abitava a fianco a casa di me, a Genida, la prima centenaria che noi abbiamo conosciuto, vedete? Classiche signore che stavano sedute sull'uscio della porta quando ero piccola io e Sterzili era esattamente così. Ed è ancora uno splendido signore con uno sfondo bucolico. Davanti a me la chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore che nella sua cripta ospita le spoglie della Beata Antonia Mesina, che è morta come Maria Goretti per difendere la sua purezza. E di rimpetto la casa natale della Beata Antonia Mesina. Che si trova in questo viccoletto bellissimo con muri e finestre d'altri tempi. La porta della cripta è aperta, io entrerò, ma sapete che rispetto il silenzio. Le spoglie di Antonia Mesina si trovano custodite all'interno di una teca di vetro. Lei è rappresentata con indosso l'abito tradizionale di Orgosolo. Ora entrerò